Benvenuti a un'altra puntata per imparare la lingua sarda. In questa puntata torniamo a parlare dei verbi e torniamo a seguire ciò che abbiamo imparato in un'altra puntata dedicata al verbo, seguendo a parlare del verbo essere. Questa volta però andiamo a imparare questo che in italiano, volevo narrare in italiano, si muti di imperfetto e trapassato prossimo. Poi quando torniamo a vedere del verbo essere, che scherzo o ammentare che ammorzai dedicare un'altra lezione a questo argomento imparando di un modo indicativo sul presente e sul passato prossimo. Abbarrammo in questa puntata calo in sindicativo andando a imparare prima di tutto l'imperfetto. Per imparare l'imperfetto devo abbarro sempre a questo che indica da lingua sarda comune volucherzo ammentare, non può altro che essere questo che accatta un accordo tra tutte le varianti sarda e di adeppere e ponere d'accordo uno pago tutto. E tanto cominciamo. Deo fia, tue fias, isse fiat, noi sfiamus, voi sfiais, issos fiant. Abbiamo un esempio con questo verbo, quando una persona si siada e lo vediamo in mezzo di una frase. Noi si fiamo companzo in pizzinia. Abbiamo usato la prima persona del plurale e abbiamo fatto questa frase. Quando abbiamo dedicato un'altra puntata a imparare sul presente indicativo del verbo essere, devo poi tornare a narrare l'apocrife accompagnare a soja verbio del loco. E in questa puntata che è la stessa cosa che mano a mano che torniamo ne impariamo sempre di più, se li schimmo peri come abbiamo giapponato l'altra volta, come siamo collocato sullo spazio. Deo fia incuddae. Volamentare se chi incuddae l'abbiamo zai video che era narre che è in spostato in un luogo in dedda sia da me che sto vedendo sia da questo chi mi sta ascoltando. Poi tue fias i foras che narra essere horas di una donna, di uno sia di luogo. Isse viada addennantisi, questo si comprende di te narrare. Noi si fiamus in desecus, voi si fiais in giosso o in zosso, come te lo chiedete se narrare di essere in basso. Isso soffiant a palas, che narrare a secus. Come chi abbiamo tornato a ripetere questo imperfetto che abbiamo imparato e l'abbiamo associato a sosa verbo ortelogo, potremmo usare per un'altra cosa, che è facile su Mattesi, la che abbiamo proprio poco. Che come poi sul passato prossimo, che sia chiara, aggiungendo solo sul participio passato a sul presente indicativo del verbo essere, altro non dobbiamo usare in noce, sino non de aggiungere sul participio passato istado, istada o istados, istadas a suo verbo imperfetto e de ottenimos su trapassato prossimo. Andiamo a narrare parisi. Deo fia istado o deo fia istada. Tue fias istado o istada. Isse fiat istado o istada. Noi fiamus istados o istadas, voi si fiais istados o istadas, issos fiant istados o istadas. Che narrare che è imperfetto che lo usiamo ripetendo e poi usate 3 volte e questa volta però l'abbiamo aggiunto voluto narrare su participio passato che è stato come l'abbiamo visto l'altra volta o stata posa seminas e status istadas poso plurale l'abbiamo imparato questo puro. Andiamo come sempre a fare un esempio, questa volta usiamo la prima persona del singolare
e possiamo usare questo tempo de verbo con deo fia istau immigrau in Francia. Now, vedo che questa volta pure abbiamo imparato verbo meta e questa volta abbiamo imparato verbo a su passato, che abbiamo fatto in perfetto, abbiamo fatto del tempo passato. Ecco poi per cerrare questa puntata abbiamo cercato di a conoscere un poeta che spero che conoscete tutti, se non lo conoscete, che andate scomodi volonare rodeo a lo cercare e a lo leggere, che è uno dei sprummannos poeta sardo, uno che ha attento una storia triste e meda, come uno e commentarsi storia de medas poetas, e si cada colausa vita e scrive su dolore suo e sa vita sua in versos. Questo poeta è Peppino Mereu, è di un poeta de Tonara e Bolaponau non ha da colao una vita de allegria meda, però la scrittura sua secondo me è de non perdere, che fa non solo di profondità de sentimento, ma di argomenti che toccano a vero l'animo delle uomini. Non a caso abbiamo separato questa volta questo verso che abbiamo fatto un tempo sul passato e abbiamo separato questo verso che in nuove su poeta che andiamo a conoscere e s'abbizza da chi sul tempo su poissu che è venuto e si ammenta da, anzi ammenta da, vedendo a suo frate che la poesia è dedicata a suo frate, che sul tempo suo è finito e si sta bizzando che è arrivando poi su ora della morte. Non vi scherzo intristire, secondo me non potete intristire questo verso, potete solo a pensare, a comprendere quanto è profondo l'animo di questo poeta. Il titolo della poesia che andrò a leggere è Agonia, non ve la leggo tutto, ma leggo solo verso che a me mi sono caro ormai, che poi lo conosco da quando i popizzinetta, quando si andia da Galo a Sant'Ugantino e mi hanno fatto separare un librichetto ed io ho preferito separare proprio questo di Peppino Mereu, poi questo mi è caro. Tammenta scaruvrate, sorgiuccundo il sorriso amoroso senza pena, cudo spilo biondo che mi abbassaia a San Nazarena, cessato sos incanto risulanos, oscura a destra, s'allegra fantasia, come uno piloscanos, chi corona si stanca fronte mia. Come mi manca santi guardimento, cudo che pizzinneddu possidia, e sento un sgomento che annunzia sa triste fine mia. Questo verso del Peppino Mereu Borlasso e bordavo appuntamento alla prossima puntata per imparare la lingua sarda.